Le indagini su questo filone di reati fallimentari commessi nella gestione di Veneto Banca sono ormai addirittura d'arrivo e entro l'estate verrà emesso l'avviso di chiusura indagini, dove verranno dettagliati i capi di imputazione nei confronti di una dozzina di indagati. Non fa nomi il capo procuratore di Treviso, ma è chiaro che anche stavolta protagonista del terzo e ultimo filone delle indagini sul crack di Veneto Banca sarà Vincenzo Consoli, già condannato a 3 anni per il reato di ostacolo alla vigilanza dalla Corte di Appello di Venezia nel gennaio scorso e attualmente a processo in primo grado per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. In questo caso il focus è su una serie di reati fallimentari, tra questi la fattispecie più pesante è quella di bancarotta per distrazione. Non più e non solo il meccanismo delle cosiddette azioni baciate. Sotto la lente dei sostituti procuratori Massimo De Bortoli e Gabriella Cama ci sarebbero anche diversi finanziamenti concessi a gruppi e aziende senza adeguate garanzie, soprattutto per speculazioni finanziarie, importi ingentissimi anche per decine di milioni di euro. In questo terzo filone sembra scongiurato l'incubo prescrizione, diventato realtà con l'accusa di falso in prospetto e che potrebbe scattare anche per le ipotesi di truffa, il perché sta nel codice di procedura. Il rischio di prescrizione per questo filone è abbastanza remoto, perché il tipo di reati che verrà contestato ha una prescrizione di 10 anni almeno, che poi diventano 12,5 con gli atti interruttivi, e il decorso della prescrizione parte dal 2017, quando c'è stata la sentenza di messa in liquidazione. Sull'eventuale processo Terra già pende però un'altra spada di Damocle, visto che la Corte di Cassazione deve ancora esprimersi sul ricorso presentato contro lo stato di insolvenza. Una pronuncia in senso contrario rispetto a primo e secondo grado condurrebbe il terzo filone su un binario morto. L'altra variabile riguarda la costituzione di parte civile dei risparmiatori. Normalmente nei processi per bancarotta si costituisce parte civile il curatore, che recupera nell'interesse di tutti i creditori le somme recuperabili nei confronti degli imputati e poi le mette a disposizione della massa dei creditori con dei piani di riparto che tengono conto dei crediti di ciascuno e anche del livello di privilegio che ogni credito ha.